Buonasera, cari telespettatori, e benvenuti al nostro canale di notizie di Napoli. Oggi vi portiamo una primizia calcistica di risonanza mondiale che coinvolge il nostro amato Napoli in vista del Mondiale per Club del 2025. La FIFA ha finalmente gettato luce sui criteri di accesso per il prossimo Mondiale per Club, fissando regole che avranno un impatto significativo sul destino delle squadre partecipanti. Il Consiglio FIFA ha ufficializzato il sistema di punteggio, assegnando 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 3 punti per i progressi in ogni fase della Champions League. Tuttavia, una sorpresa, per la prima edizione, la FIFA ha adottato criteri leggermente modificati rispetto alle regole ufficiali. La decisione ha posto club come Inter, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, PSG, Benfica e Porto tra le squadre europee già sicure di partecipare. La vera competizione si accende per il secondo posto italiano, con Juventus e Napoli in una lotta serrata. Al momento, la Juventus guida con 47 punti, mentre il Napoli segue a 41. Ma cosa serve al Napoli per conquistare quel prezioso biglietto? Il Napoli, allenato da Mazzarri, dovrà attendere i quarti di finale per avere la possibilità di superare la Juventus. Gli ottavi offrono al massimo 5 punti, e quindi il Napoli dovrà conquistare almeno 3 vittorie tra gli ottavi e i quarti di finale per assicurarsi una partecipazione al Mondiale per Club. È una sfida impegnativa ma non impossibile per il Napoli, e siamo pronti a seguire ogni passo di questa avventura calcistica che tiene con il fiato sospeso tutti gli appassionati della nostra amata squadra. Rimanete sintonizzati con noi per tutti gli aggiornamenti sul cammino del Napoli verso il Mondiale per Club 2025. Grazie per averci scelto, e alla prossima dal nostro canale di notizie di Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei!